Antonello Lapiana e rappresento la Gai Editori. Volevo accennarvi di questa nuova realtà, appunto nata da poco in casa Gai Editori, che è questo mensile Brevis, costume e società, che racconta un po', ci racconta piccoli aneddoti di persone che hanno piacere di spendersi e lanciare dei messaggi importanti a dei lettori che magari per certi versi sono distanti dalla lettura, per cui piccoli racconti per tutti, chiaramente, ma soprattutto per chi è un po' distante dalla lettura. Io vi passo subito la parola al direttore editoriale che vi racconta meglio sicuramente di me ciò che è Brevis. Allora, buonasera. Brevis è libertà di scrittura, libertà di pensiero, è un mensile di cultura e società, quindi basta rientrare nei canoni di cultura e società. Brevis dà la possibilità a chi ha qualcosa da scrivere, un racconto, un aneddoto, un qualcosa di personale, anche degli articoli, qualcosa che rientri nei concetti di cultura e società. C'è anche la possibilità di dare spazio, voce e una vetrina importante di un mensile che, oltre ad essere possibile acquistabile online, si può anche acquistare nelle librerie e anche in edicola. Nella storica edicola di Piazza Stessico a Catania troverete Brevis, quindi un ritorno alle origini di ciò che era una volta la lettura. Brevis è anche formato da 8 componenti di una redazione fantastica. Qui abbiamo uno degli 8 componenti, Francesca Calì. Grazie Concetto, sì, Francesca Calì, voglio dare voce ai miei colleghi di Brevis, della redazione, un'avventura editoriale tutta nuova, tutta da plasmare, è proprio questo che ci ha un po' convinti a partecipare, qualcosa che si deve creare, un bambino, un neonato che dobbiamo curare e che vogliamo davvero crescere e portare avanti. Brevis cosa parlerà? Della cultura, parlerà della nostra terra, della nostra società e noi siamo pronti a dare manforte a Concetto, ad Antonello e a Gaetano. E quindi non resta solamente che acquistarle Brevis e vedere, leggere i suoi contenuti, che saranno sempre variegati perché di mese in mese cambieranno. Buonasera a tutti.